È stata questa volta però una vittoria un po' stentata, non perché gli avversari abbiano meritato niente di più, ma perché la squadra biancazzurra non si è espressa sui livelli abituali. Forse i ragazzi di Pasquino hanno sentito più del dovuto la necessità di dover cogliere a tutti i costi una vittoria. Ne è scaturita così una partita non lucida da parte lucana, ma alla fine il risultato è stato giusto ed ha premiato la pressione esercitata dal Matera. La prima occasione degna di nota dell'incontro è avvenuta al settimo, quando direttamente sul calcio d'angolo Caputo impegnava Rovito, che respingeva, riprendeva la palla a Bisci, ma il suo tiro era nuovamente respinto. Al 28esimo era di nuovo Bisci a sprecare un ottimo servizio di Satorini, ma l'occasione più grossa il Matera l'ha confezionata al 30esimo, quando Gardini si involava sulla sinistra, effettuava un cross al centro, il pugliese in corsa non colpiva bene la palla e che finiva sul palo esterno. L'Astrea si faceva vedere solo al 38esimo con un tiro di Montarani che si girava in aria e concludeva però alto. Il secondo tempo iniziava con un ritmo più blando e con il risultato che non sembrava dovesse cambiare. È giunto dunque all'improvviso il gol di Bisci al 20esimo. Gigliotti, servito da Caputo, effettuava un cross dalla destra verso il centro, sul quale si avventava Pugliese, che veniva però spinto alle spalle in area. Sbucava Bisci dunque, che metteva la palla nell'angolino alla destra di Rovito. La reazione dell'Astrea non tardava a farsi sentire e al 30esimo Morciano, quasi mai impegnato, compiva una paratissima su tiro di Montarani, migliore in campo dei suoi. Al 36esimo era Caputo ad inserirsi in un fraseggio difensivo dell'Astrea e a calciare di prima, ma Rovito, fuori dai pali, eguagliava per bravura Morciano sventando in angolo. Al 38esimo una punizione di Montarani impensieriva il portiere lucano in un intervento in due tempi. La partita si chiudeva con il gol mancato da Gigliotti lanciato da Valastro al 49esimo. Dunque una vittoria del Matera che fa tanto morale e che permette alla squadra di Pasquino di tirare il fiato dopo qualche affanno nelle ultime 3 gare.